Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati, buon Natale a tutti. Natale è passato, ci avviciniamo verso fine anno, poi vi faremo anche gli auguri. Intanto siamo qui a Bibano di Godere di Stato Urbano insieme a Riccardo Rosolen, che è il componente del gruppo degli Amici del Presepi. Certo. Ben ritrovato Riccardo, buon Natale a te. Altrettanto. E ci accingiamo a raccontare questo bellissimo presepe dietro le nostre spalle. Certo, quest'anno abbiamo voluto ricordare gli 800 anni dalla prima presentazione, la prima realizzazione del presepio a Greccio da parte di San Francesco, mettendo nella natività proprio San Francesco che porta i propri omaggi a Gesù appena nato e quindi alla famiglia con Giuseppe e Maria. Quindi nelle altre poi scene continuiamo un po' il filone del presepio contadino che ormai abbiamo così aperto da parecchi anni, ricordando alcune scene di vita degli anni, principalmente degli anni 50 e 60, in particolare dell'accudimento delle persone in casa. Sempre ricordando il primo presepe di Greccio, abbiamo deciso di realizzare a nostro modo, quindi non realizzando esattamente quella che è la struttura esistente, la grotta proprio del presepe, e anche qui troviamo un San Francesco, in quel caso invece in veste diciamo quasi spirituale, che porta, che mostra sempre la nascita di Gesù. Riccardo, mi dicevi con un po' di emozione che in questa edizione avete voluto ricordare un vostro carissimo amico. Certamente, si tratta di Gianni Dalcin, che è venuto a mancare nel 2019, circa un mese prima di Natale, e che poi è venuto a mancare qui mentre realizzavamo tutti insieme il presepe di quell'anno. Quindi quest'anno l'abbiamo, si può vedere di fronte alla Natività, davanti a una gabbia con i canarini, che era la sua passione, che tutti i giorni accudiva personalmente con un grande affetto. Certo, siamo un gruppo insomma non così numeroso, tuttavia affiatato, insomma già da parecchi anni, anzi questa è la 38esima edizione del presepe di Bibano. Si riesce a creare un bel presepio e siamo soddisfatti di questo, ma appunto c'è del lavoro da parte di tante persone presenti qui e anche che ci aiutano magari in altri modi. Il presepio è visitabile presso la chiesa di San Martino, in piazza San Martino a Bibano, di Godere di Sant'Urbano. Appunto è stato aperto la notte di Natale, sarà visibile fino all'Epifania, nei giorni festivi il pomeriggio dalle 14 alle 18 e nei feriali dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Sarà poi visibile sempre nel mese di gennaio, i giorni festivi sempre dalle 14 alle 18 e poi anche nel mese di febbraio su richiesta. Riccardo, noi ti ringraziamo, ti facciamo ancora gli auguri di buon Natale e ti anticipiamo quelli di buon anno, passalo anche a tutti i tuoi collaboratori. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata, se volete sapere dove dovete solo seguirci perché la Via dei Presepi dura ancora fino al 7 gennaio e poi ci saranno anche 2 puntate speciali, quindi buon anno a tutti e arrivederci alla prossima. Grazie, buone feste.